Il leader del Carroccio, Umberto Bossi, arriva a Venezia col sole e dopo giorni di pioggia e freddo la laguna si apre al bel tempo. Il senatore scende dal motoscafo accompagnato dai fedelissimi ad accogliere la visita del ministro, il primo a Venezia dalla vittoria della Lega in Veneto, un Luca Zaia orgoglioso e sorridente. L'incontro si apre con la questione Afghanistan. Bossi si dice preoccupato ed addolorato per la perdita di 2 soldati italiani, ricorda però la finalità pacifica della missione e l'impegno preso con gli altri stati, anche se la Lega stessa in passato aveva parlato di un eventuale ritiro delle truppe dal suolo afghano. Io avevo chiesto un tempo, anzi avevo detto che bisogna per Natale cominciare a portare a casa, però mi pare che la realtà è diversa, non tutti gli alleati sono d'accordo, non è solo l'Italia, non è il governo italiano, sono in tanti gli alleati. Umberto Bossi conferma di fare il tifo per Venezia nella corsa con Roma alla candidatura per le Olimpiadi del 2020. Senza Venezia non ci sarebbe l'Europa, l'Occidente, forse neppure il cristianesimo, ha osservato Bossi, ricordando l'importanza della battaglia di Lepanto. Durante il suo incontro a Palazzo Balbi, il leader del Carroccio è stato nominato ambasciatore della causa veneziana per i Giochi del 2020 e ha lasciato la conferenza stampa con una promessa, quella di portare Berlusconi dalla parte giusta. Si adopererà quindi perché Venezia venga scelta per le Olimpiadi del 2020? Sì, bisogna metterci a trattare un po', coinvolgere anche Berlusconi. Insomma.